Cari telespettatori della Tenda TV, rieccoci qui, Natale con noi in questo 25 dicembre, continua la nostra maratona e continuano a susseguirsi anche gli ospiti qui nel nostro studio di Vittorio Veneto. Vi ricordo che potete continuare a mandarci i vostri messaggi di auguri, i vostri video, anche le vostre natività, i vostri presepi. Ovviamente noi poi trasmetteremo tutto sui nostri canali, anche sui nostri canali social. Do subito il benvenuto al nuovo ospite, Antonella Uliana, assessore alla cultura della città di Vittorio Veneto. Benvenuta, bentrovata e tanti auguri. Grazie Federico di avermi invitato, tanti auguri a te e tanti auguri a tutti voi che siete a casa. Buon Natale! Allora, ci tenevo particolarmente a parlare di cultura anche nel giorno di Natale, insomma, perché purtroppo, in questa lunga maratona che stiamo facendo con i vari ospiti, la pandemia è stato un tema ricorrente e la cultura è stata quella che si è fermata quasi immediatamente, diciamo, gli eventi culturali, diciamo così, si sono fermati, poi timidamente qualcosa con calma, con le dovute precauzioni è stato ripreso. Poi insomma in questo 2021 adesso anche l'assessore ci dirà com'è andata, ma soprattutto che cosa ci aspettiamo per il nuovo anno, perché diciamo che insomma noi vogliamo essere, assessore, ottimisti e sperare insomma che vada tutto bene, anche se proprio in questi giorni così le notizie non sono delle più tranquille e positive. Assessore, chiedo anche a lei, se dovesse fare un bilancio di quest'anno, di questo 2021, com'è stato questo 2021 per la cultura a Vittorio Veneto? Allora, intanto Federico ti dico che l'hai riassunto perfettamente e anche con la conclusione che purtroppo è esatta. Le notizie non sono attualmente confortanti. Io, come vedete, sono ancora con la mascherina indosso e con l'ultima normativa freschissima di ieri adesso si potrà accedere ai musei, ai teatri, ai luoghi di cultura con la mascherina, non quella che sto indossando qui ora io, ma quella che filtra maggiormente la FFP2. Quindi sì, ancora noi dobbiamo e vogliamo essere ottimisti, è un compito importante quello comunque di programmare sperando che le cose vadano meglio. Certo è che dal punto di vista della cultura, devo dirlo con sincerità, siamo stati messi anche qui nel nostro piccolo, nella nostra città, a dura prova. Abbiamo reagito con impegno, sperando e credendo nel futuro, in un futuro migliore, quello che vogliamo continuare a fare. E proprio per questo, perché abbiamo voluto essere ottimisti, siamo riusciti nell'anno che sta per chiudere, nel momento in cui si sono aperte due finestre, diciamo, di calo dei contagi, di relativa tranquillità che avevamo finalmente a fatica raggiunto, siamo riusciti, dicevo, a realizzare a Vittorio Veneto quella prima edizione internazionale del concorso di violino tra fine settembre e i primi di ottobre e circa 20-25 giorni dopo il concorso nazionale corale Città di Vittorio Veneto, oltre a tutta un'altra serie di eventi che durante l'anno hanno caratterizzato l'offerta culturale della nostra città, soprattutto utilizzando il periodo estivo per fare una serie di concerti che hanno avuto particolare successo in Piazza Duomo a Ceneda, ma anche sostenendo tutte quelle associazioni che hanno voluto, come sempre fanno, è la caratteristica proprio della nostra città, hanno voluto essere presenti con eventi loro in città, anche questi all'aperto o comunque se all'interno con i dovuti distanziamenti, abbiamo voluto sempre sostenerle perché era importante dare questo segnale che tutti aspettavano, e cioè che la cultura doveva continuare con offerte importanti di qualità e variegate.
Beh, possiamo dire che a livello cittadino proprio l'entusiasmo non è mai mancato, diciamo, non ci si è persi d'animo. Ovvio che, come appunto ci diceva giustamente l'assessore, diciamo che le attività classiche consuete hanno avuto luogo solamente in quei due periodi, diciamo, in quelle due finestre in cui sembrava che il peggio fosse passato, insomma, ecco, già in questo periodo, in questi giorni stanno saltando una serie di appuntamenti, di eventi, proprio perché appunto la situazione è quella che conosciamo. Una piccolissima postilla, lo dico per i nostri telespettatori, noi siamo qui nei nostri studi comunque alle adeguate distanze, ma giustamente l'assessore, anche perché in questi giorni di Natale i contatti con le persone sono tantissimi per ovvie ragioni, giusto? L'assessore per precauzione giustamente vuole tenere la mascherina e è bello anche questo segnale che ci sta dando. Torniamo appunto ai due eventi forse che musicalmente, culturalmente hanno caratterizzato maggiormente il periodo dell'autunno. Sto parlando, come diceva anche lei, del concorso di violino e del concorso corale. Quali emozioni prova ripensando a questi due momenti a distanza di un paio di mesi? Sai Federico che mi stai facendo una bella domanda, perché giustamente come dici tu sono passati 2 mesi, ma mi sembra passata un'eternità, perché sì. nuovamente siamo precipitati in questa situazione. Sono stati 2 momenti particolarmente significativi, intensi, ricchi anche di soddisfazione per me, per l'amministrazione, ma credo anche per tutta la città. Perché in realtà quando è partito il primo appuntamento musicale importante, cioè il concorso internazionale di violino, eravamo ancora con i teatri che potevano ospitare un numero ridotto di spettatori. Poi invece la situazione è cambiata, si è più aperta e quando invece abbiamo avuto il concorso corale, il teatro poteva essere riempito al pieno della sua capienza, ovviamente però con l'utilizzo del Green Pass. E c'è un momento che io ricordo con particolare emozione, perché è stato il momento in cui nel Teatro da Ponte di Vittorio Veneto c'è stato quel concerto dedicato al Papa, il nostro vescovo Albino Luciani, e proprio il giorno prima avevamo avuto la possibilità di allargare ed ampliare l'offerta, la capienza del teatro. Quindi lo ricordo proprio perché è stata una contingenza, un evento così fortunato e particolare che ha permesso a molti di poter sentire, ascoltare in musica, in parole, la vita di Papa Luciani, che a noi è tutti molto caro e che tra l'altro proprio abbiamo saputo ieri, in queste ore esattamente, della data esatto, della beatificazione, il 4 settembre del 2022. Esattamente, quindi, esatto. Certo. Beh, devo dire che appunto i due appuntamenti soprattutto anche il concorso di violino, la scelta, diciamo, dell'amministrazione di ovviare all'assenza di un pubblico fisico tangibile in sala, proponendo le intere esibizioni online in diretta, hanno consentito, possiamo dire, anche ai cittadini che magari mai si sarebbero recati in teatro, perché insomma sappiamo la nostra vita ormai è piena di 100.000 cose, di poter fruire anche sui dispositivi mobili, ma anche sulla tenda TV che ha rilanciato l'evento. È stato molto seguito. Io ho avuto per settimane l'eco, diciamo, di questa trasmissione, gente che mi diceva nel primo pomeriggio accendevo e guardavo le esibizioni del violino, era come essere lì, ok? E quindi cercando sempre di trovare qualcosa di positivo in questa situazione che ci ha sconvolto letteralmente e ha sconvolto anche, devo dire, forse non si sottolinea abbastanza, le tipologie organizzative per un certo tipo di eventi. Certo. Cioè,
il lavoro, penso agli uffici del comune, penso alle tante associazioni che erano abituate ad organizzare eventi culturali, musicali, eccetera, in un certo modo, purtroppo la pandemia ha sconvolto tutto questo. Allora, cercando sempre nelle difficoltà di trovare l'aspetto positivo, il fatto che adesso molti eventi vengano trasmessi anche, vengano registrati, vengano diffusi attraverso i moderni mezzi di comunicazione, come si dice, fa sì che questi possano trovare uno sbocco molto più ampio anche, giusto Assessore? Sbaglio? Anch'io, sai, se devo trovare un unico elemento positivo in questa esperienza che ci ha cambiato la vita, è proprio questo, l'aver trovato questa possibilità, questa modalità di comunicazione dei vari eventi che può raggiungere molte più persone. Per quanto riguarda il concorso di violino, avendo noi aperto questa edizione ai giovani violinisti di tutta Europa, abbiamo potuto far vedere in diretta il concorso anche nei loro paesi d'origine, dalla Germania all'Austria, alla Polonia, l'Italia, e i collegamenti sono stati molti, quindi è vero che questo ha dato una possibilità di ampliare di molto la visione dell'evento, e l'abbiamo notato questo anche nel concorso corale nazionale, per cui i cori sono stati seguiti nelle loro varie regioni di provenienza. Di questo abbiamo avuto riscontro anche dai messaggi che arrivavano, e questo è stato molto bello, perché abbiamo sentito anche il calore e il sostegno delle varie regioni ai loro cori. Sì, credo che questo tipo di modalità, da questo tipo di modalità non torneremo indietro, è una cosa che continueremo a proporre, a mantenere, perché in effetti rende la cosa più vicina a tutti, ma poi la mantiene nel tempo, perché nel tempo è possibile anche, se sono passati giorni, settimane o mesi, è possibile andare a vedere e ad apprezzare, a godere di quei momenti magici che altrimenti andrebbero perduti alla fine, alla conclusione dell'evento. E questo ci consente di fissare insomma, il momento. Assessore, guardiamo un po' in avanti. Ovvio, fare previsioni per il nuovo anno è impossibile, però su che cosa vi concentrerete anche come amministrazione comunale dal punto di vista della cultura nei prossimi mesi, nel 2022? Io mi sono proposta di guardare avanti con positività, quindi non ho mai smesso un attimo di pensare agli eventi prossimi, futuri, né ho mai smesso di programmare. Abbiamo già iniziato a programmare quello che sarà l'evento del prossimo anno, sicuramente più importante, e cioè la 55esima edizione del concorso corale. Sarà alla fine del mese di maggio. Sarà una data molto importante, appunto perché la data è significativa, quindi un'edizione straordinaria. Numero tondo. Sì, di questo concorso, a pochi mesi tra l'altro di distanza dall'altro, che però era finito diciamo all'inizio dell'autunno, proprio perché era stato spostato ripetutamente a causa della pandemia. Adesso dovrebbe ritornare nel suo periodo tradizionale, che è appunto la fine di maggio. Io dico dovrebbe perché speriamo che tutto quanto vada per il verso giusto, ma noi intanto stiamo già lavorando perché questo possa avvenire. Oltre a questo, già nei primi mesi del prossimo anno cominceremo a lavorare per la programmazione del concorso internazionale di violino, che sarà nell'anno successivo, nel 23, ma per riuscire a programmarlo per la fine estate, fine agosto, inizi di settembre del 23, bisogna già cominciare a lavorare i prossimi mesi del 2022. Quindi diciamo che non vi annoiate. No, non ci annoiamo, e questo, Federico, soltanto per quello che riguarda Vittorio Veneto come città della musica.
perché Vittorio Veneto è anche città d'arte e anche lì le cose nel 2021 che abbiamo fatto sono significative e ne abbiamo in programma anche per il prossimo. Non svegliamo di più o svegliamo No, qualcosa? no, chiedimi e io ti No, racconto, allora, se vuoi le raccontiamo. raccontiamole sempre in sintesi. Ovviamente Vittorio Veneto ospita, compatibilmente con la situazione pandemica, anche altri tipi di eventi, mostre, eccetera. Che cosa avete in programma per il nuovo anno? Allora, per il nuovo anno l'idea è quella di realizzare una mostra multimediale che valorizzi, che ricordi e che dia il giusto significato a un vittoriese importante, il regista Taffarel, perché il prossimo anno saranno 100 anni dalla sua nascita e 10 dalla morte. Quindi è sicuramente un momento importante per ricordarlo e stiamo lavorando a una mostra che verrà realizzata all'interno di Palazzo Todesco. Mi permetto di dire, Giuseppe Taffarel, molto caro anche ai nostri telespettatori, più e più volte abbiamo replicato i documentari. Per chi ci segue dall'inizio si ricorderà di alcune interviste proprio fatte in questo studio da cui vi stiamo parlando con il regista Taffarel, con cui avevamo instaurato un ottimo rapporto, e quindi ci fa molto piacere che l'amministrazione comunale abbia deciso di ricordare questa figura che ci sarà modo e tempo per parlarne, ma forse era meno conosciuta a Vittorio Veneto e più conosciuta altrove, a Roma, eccetera, e quindi ci fa particolarmente piacere il ricordo, insomma, di questa figura. Poi c'è qualcos'altro? Sì, no, permettimi di dire che è un regista sicuramente molto importante a livello nazionale perché ha indubbiamente il suo posto significativo all'interno della storia del cinema, in particolare nell'ambito di quello che ha definito il neorealismo degli anni 60. Questa mostra sarà successiva alla mostra che attualmente è in essere, allestita a Palazzo Todesco, che invito tutti magari ad andare a visitare proprio in questi giorni. È una mostra che abbiamo voluto dedicare a Venezia per i 1600 anni della città, le fotografie di Paolo Marton che testimoniano quello che è un tesoro di straordinaria bellezza, cultura e storia, che è la civiltà delle ville venete nel territorio veneto. L'omaggio a Venezia non si è però limitato a questo, perché all'interno della Galleria d'Arte Medievale Moderna di Villa Crozze ci sono due mostre che a Venezia si collegano comunque, ancora visitabili fino alla fine di gennaio. La mostra di un artista contemporaneo, Alessandro Zagnier, 8Dix, il quale ha portato direttamente dalla Biennale di Venezia di quest'anno le sue opere qui a Vittorio Veneto, e un omaggio dedicato ad Armando Tonello, artista vittoriese, omaggio ai 20 anni della morte, della scomparsa di questo artista, che ha voluto sottolineare come sia importante anche la collezione permanente collocata all'interno di Villa Crozze, con nomi che hanno dei riferimenti importanti nella pittura veneta e fanno parte comunque di movimenti significativi all'interno del percorso della storia dell'arte, anche nazionale, pur facendo parte di gruppi. Ecco, anche lì riferimento a Venezia, perché l'abbiamo realizzata in collaborazione con la Querini Stampaglia. Beh, insomma, direi che la cosa bella e interessante è che abbiamo dato anche qualche spunto ai nostri telespettatori. Magari qualcuno, appunto, non era a conoscenza di queste mostre e quindi possono anche andare a visitare i nostri musei, le nostre esposizioni, anche in questo periodo, ovviamente con tutte le precauzioni del caso. Assessore, ci avviamo verso la fine di questa nostra chiacchierata natalizia. Intanto le chiedo per lei che cos'è il Natale. È una domanda che sto facendo a tutti gli ospiti in questo... Che ricordi ha anche legati al Natale, magari il Natale di qualche anno fa?
Credo che la risposta sia simile a quella che molti altri danno. Per me il Natale è chiaramente ricordare i momenti più belli della mia infanzia in cui esisteva una famiglia unita. Poi man mano che si va avanti con gli anni, i pezzi, diciamo, della realtà familiare importanti vengono meno e quindi il Natale si colora inevitabilmente di nostalgia. Se dovesse, non so, associare il Natale a, sappiamo che lei è di arte se ne intende, a un'opera d'arte. Dovevi chiedermelo prima, così mi No, preparavo la così risposta. è più bello, è più bello. Perché ce ne sono moltissime opere. Ecco, se dovessi associarlo ad un'opera d'arte, inevitabilmente chi mi conosce lo sa, vi proporrei un'opera di Lorenzo Notto, La Natività, che si trova nella Pinacoteca di Siena, un'opera unica nel suo genere, in tutta la pittura italiana, avvicinabile solo a certi esempi nordici, perché non esiste in tutta la pittura italiana un'opera in cui il Gesù bambino sia talmente umanizzato da essere fornito del suo cordone ombelicale. Andate a vederla, è incredibile. Io sapevo che ci avrebbe stupito l'assessore Uliana. Assessore, le chiedo di fare gli auguri ai cittadini che ci stanno vedendo, ai nostri telespettatori, un po' a tutti, anche tra l'altro ai dipendenti del comune, agli uffici che fanno riferimento direttamente a lei. Che cosa dire per questo Natale 2021? Partendo dai dipendenti comunali, un carissimo augurio. Io so quanto, soprattutto in questi 2 anni, sia stato pesante in certi momenti continuare a lavorare e a produrre proficuamente nel proprio lavoro. So quanto sia stato anche difficile questo ultimo periodo con tutte le adempimenti che si devono necessariamente concludere entro la fine d'anno. Ho sempre visto da parte loro un atteggiamento positivo e auguro a tutti di poter riposare anche in questi giorni, recuperando magari le energie per ripartire poi dopo il periodo natalizio con energia e con positività. Alle persone che seguono a casa, che dire con un anno come questo? So perfettamente che molte famiglie festeggeranno il Natale ognuno nelle proprie case, separati, magari in quarantena, o per rispettare quelle che sono le norme di comportamento alle quali ci chiedono giustamente di attenerci. Quindi non credo sarà un Natale particolarmente gioioso. Io infatti non riesco a dire felice Natale, ma mi auguro semplicemente che sia un Natale sereno per tutti, per chi non ha avuto difficoltà di recuperata serenità, di tranquillità all'interno di quella che può essere, che sono semplicemente gli affetti ma fondamentali che sostengono ognuno di noi, che sono quelli legati alla nostra famiglia, ai nostri amici. Assessore, io la ringrazio per essere stata insieme a noi in questo lungo pomeriggio e poi ovviamente nel corso delle feste. Il tepore dato dal caminetto la soddisfa adeguatamente? Una meraviglia. Oh, là, bene, bene. Tutti gli ospiti sono tutti felici del nostro caminetto, quindi lo terremo buono anche per altre occasioni. Scherzi a parte, grazie Assessore per essere stata in nostra compagnia. Avremo modo di rivederci e di ritrovarci anche nel nuovo anno, nel 2022. Grazie. Grazie all'assessore Antonella Uliana, assessore alla cultura della città di Vittorio Veneto, e noi continuiamo nel nostro percorso. Adesso una breve pausa. A più tardi.